momento con Morsi di Sicilia vi farò sentire un profumo di mare, un profumo di agrumi che... Infatti prepareremo insieme una lampuga agli agrumi che accompagneremo con la sicilianissima insalata di finocchi e arance. Mettiamoci all'opera. Per preparare questa ricetta vi servirà della lampuga, altresì conosciuta come capone, delle arance, un limone, dei finocchi, delle olive, in questo caso sono delle olive denocciolate schiacciate verdi, ma potete utilizzare quelle che preferite, del pan grattato, un piccolo scalogno, delle mandorle pelate, del pane raffermo e dell'origano fresco in questo caso, ma potete utilizzarlo anche secco, olio, sale e pepe e niente più. Per prima cosa prepariamo la gratinatura del nostro pesce, la panatura aromatica. Ci muniamo di un piccolo cutter e all'interno del quale andiamo a mettere le mandorle, il pane, lo scalogno, non ne va tanto, questo è piccino, lo metto tutto, aggiungiamo anche un po' di olive, una parte invece le lasciamo per l'insalata e un po' di origano fresco, giusto le foglioline. Origano della piantina di casa. Aggiungo anche un po' di pane raffermo. Ce l'abbiamo fatta. E frulliamo. Ah, ma non è attaccato. Ah, porca! E frulliamo. Ottenuta questa panatura dalla texture grossolana, la trasferiamo in una ciotola e aggiungiamo una bella grattugiata di scorza d'arancia e scorza di limone. Teniamo gli agrumi da parte perché ci serviranno per dopo. Aggiungiamo anche del pepe, del sale, tenendo sempre conto che abbiamo utilizzato le olive, e dell'olio extravergine d'oliva. Amalgamiamo il tutto. Questa panura è profumatissima, la lasciamo riposare un attimino, nel frattempo ci occupiamo del pesce. Prendiamo la nostra bella lampuga, ce la mettiamo col dorso verso di noi e la sfilettiamo. C'è un tutorial sul mio canale YouTube per l'ABC della cucina felice dove vi dimostro come sfilettare. Ricaviamo il primo filetto. Una volta ricavati i filetti li pariamo e con un'apposita pinzetta andiamo ad eliminare tutte le lische. Una volta che ci saremo assicurati di averle tolte tutte, tagliamo il nostro pesce in tranci. Non sto eliminando la pelle, infatti schermerà il pesce durante la cottura e la lasceremo anche perché la pelle di questo pesce si mangia ed è anche buona. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Recuperiamo una teglia, rivestiamola di carta forno. Quindi recuperiamo nuovamente l'arancia che avevamo messo da parte e la tagliamo a fette sottili. Facciamo la stessa cosa con il limone. Adesso per ogni pezzo del nostro pesce, noi ne abbiamo ricavati 6, andiamo a posizionare sulla base delle fettine. E sopra queste fettine di agrumi andiamo a posizionare i nostri tranci di pesce. Riprendiamo la nostra profumatissima panure e andiamola a disporre in abbondanza sul nostro pesce. Olio extravergine d'oliva, ancora un po', irroriamo il nostro pesce, e andiamo in forno a 200 gradi in modalità statica per circa 18 minuti. Se necessario facciamo 15 minuti di cottura più 3 minuti di grill per far diventare bella croccante la panatura. Nel frattempo che il pesce cuoce occupiamoci dell'insalata. Finocchi mondati li tagliamo sottilmente, li trasferiamo in una bowl. Arancia, ricaviamo un po' di scorzetta all'interno di un'altra bowl, la scorza di mezza arancia è sufficiente.
A questo punto la peliamo a vivo. Pelare a vivo vuol dire eliminare tutta la buccia, compresa la parte bianca, e ricavare gli spicchi. Eccoci qua. E poi sempre con il coltello andiamo a incidere gli spicchi scalzando lungo la divisione tra uno spicchio e l'altro, quindi la pellicina divisoria. Eccoci qua, praticamente avremmo tutte le pellicine, queste che sono rimaste al centro, e avremmo ricavato i nostri spicchi pelati a vivo. Strizziamo questo succo all'interno della nostra boule e voilà. E all'interno del nostro succo e della scorza d'arancia andiamo a versare l'olio, il sale e il pepe, creando un'emulsione con la quale appunto poi andremo a condire la nostra insalata. Pepe, sale. In questo caso l'arancia è molto dolce e quindi io aggiungo un ciccinino di aceto di vino bianco per bilanciare la dolcezza dell'arancia. Se l'arancia è bella sprigna potete anche non metterlo. Forchettina. Si creerà un'emulsione, grassi e liquidi legheranno insieme creando proprio una sorta di cremina. Andrò a comporre l'insalata direttamente nel piatto per dare un pochino, diciamo, un aspetto estetico più gradevole, ma voi ovviamente potete prepararne in quantità e servirla su dei vassoi. La julienne di finocchi. Andiamo ad aggiungere gli spicchi d'arancia, le olive, che danno una nota amarostica e sapida molto buona a questa insalata. Aggiungo ancora qualche fogliolina di origano fresco e infine condisco con l'emulsione. È instabile e quindi ogni volta che la lasciamo ferma tenderà a slegarsi, la dobbiamo rilegare, e con questo bel sughetto vado a condire generosamente, come si confà, l'insalata. E direi che ci siamo, il pesce è pronto pure, eccolo! E voilà! Signori miei, ecco la mia lampuga agli agrumi con insalata di finocchi, arance e olive. Il profumino è delizioso, assaggiamo sempre insieme. Il pesce si è mantenuto morbidissimo, siamo stati bravi. Dolce, acidulo, croccante, succoso. Ce le ha tutte questa ricetta, tutte. Vi piacerà sicuramente, replicatela.